A voi il paese del Padovano, primo focolaio della pandemia in Veneto, al via dal 1° maggio un nuovo studio scientifico. Servirà stavolta a definire una mappatura genetica completa della popolazione. Stamattina è stato illustrato agli abitanti dal professor Crisanti che lo coordina. Marco Marchesini. Mappatura sequenziamento, modello unico al mondo. Al via il 1° maggio il terzo campionamento a Vo, il paesino della provincia di Padova, primo focolaio della pandemia in Veneto. Programma, tecnica scientifica, metodologia sono stati spiegati dal virologo Andrea Crisanti in un incontro in comune. Gli abitanti saranno sottoposti a tampone di controllo e al prelievo del sangue. L'obiettivo è studiare la genetica di tutti i residenti e comprendere il Covid-19 dal punto di vista genetico e anticorpale. Vorremmo fare un'analisi genetica perché, di nuovo, non capiamo perché alcune persone si ammalano, altre persone non si ammalano, nonostante siano esposte alla trasmissione. Uno studio che durerà 6 mesi prima di giungere a un completo sequenziamento del genoma, con marcatori genetici, identificando le persone resistenti o particolarmente suscettibili al virus. Avrete i risultati del tampone per prima cosa nel giro di una settimana, 10 giorni, dopodiché avrete individualmente il risultato della risposta anticorpale nel giro di 4-5 settimane, dopodiché ci vorranno un 4-5 mesi per elaborare tutta l'analisi genetica. Un progetto costoso, ambizioso, costato 2 milioni di euro, già interamente finanziati da istituzioni nazionali e internazionali.